Ci troviamo sulla parte vecchia del listone di Portogruaro con Andrea Buffon, segretario del Circolo di Rifondazione Comunista dall'Emene al Tagliamento. Segretario, oggi siete qui a Portogruaro per un'iniziativa a favore della lista Europa con Tsipras. Ci può spiegare brevemente di cosa si tratta? Sì, è un progetto importante in Italia a livello europeo. Noi adesso ci stiamo appropinquando alle elezioni europee anche qua in Italia. Noi sosteniamo la lista Altra Europa con Tsipras. Questo è il simbolo con cui ci presentiamo alle elezioni europee, è il simbolo della sinistra unita. È un simbolo che racchiude un importante progetto, un progetto non solo a livello italiano ma a livello europeo intero. Come sapete, adesso nelle elezioni europee va indicato anche il potenziale presidente dell'Unione Europea. Noi indichiamo Alexis Tsipras, il leader di Syriza, la sinistra unita greca, che sta lottando contro le politiche di austerità che stanno distruggendo il suo paese. E noi vogliamo che ci sia più Europa, ma un'Europa giusta, un'Europa dei popoli, non un'Europa delle banche e dei banchieri, un'Europa dove il lavoratore italiano non sia costretto a lottare contro il lavoratore polacco per salvare il proprio posto di lavoro. E difatti, la nostra candidata capolista è Paola Morandì, un'operaia dell'Electrolux, delegata sindacale, un'operaia che sta lottando anche in questi giorni per salvare la sua fabbrica dalla delocalizzazione. Tema forte anche nel nostro territorio, un tema contro cui Rifondazione si è battuta e contro cui abbiamo lottato con proposte concrete. Adesso, sempre concretamente, noi vogliamo che un'operaia vada in Parlamento europeo per battere e contrastare queste politiche che mettono costantemente in contrasto i lavoratori d'Europa. Non basta solo dire no euro, no Europa, perché comunque le grandi fabbriche, le grandi multinazionali continueranno a imporre le loro politiche di austerità. Bisogna dire più Europa, ma l'Europa giusta, l'Europa dei lavoratori e delle lavoratrici. Chi fosse interessato a questo progetto può venire qui e firmare. Per quale ragione? Ci puoi spiegare brevemente? Esatto, anche questa è una questione molto importante. C'è un motivo fondamentale: vanno raccolte le firme. Per presentare questa lista una legge dice che bisogna raccogliere 30.000 firme per circoscrizione. È un progetto ambizioso, però ci stiamo riuscendo. Però serve il supporto di tutti, non solo di chi è fatto come me, militanza, e sta facendo, ma anche della tanta sinistra sparsa che forse ha perso un po' di fiducia. Però io dico che con questo simbolo, con questa lotta, con questa proposta possiamo far bene in Europa insieme agli altri partiti della sinistra europea. È un grande progetto che unisce la sinistra, non solo in Italia, ma nell'intera Europa, perché nell'intera Europa serve più sinistra, come serve il Fronte Gauche in Francia, Izquierda Unida in Spagna, la Link in Germania e Syriza in Grecia. E qua lottiamo con la lista Tsipras della sinistra unita per un'altra Europa.